In vista della giornata della memoria della Shoah, il 27 gennaio, l'artista tedesco Günther Demning posa a Venezia altre 5 pietre d'inciampo dopo le 10 collocate in città l'anno scorso e altre in Europa. Mosaico di memoria dello sterminio del popolo ebreo e di quanti ne condivisero la sorte. Luca Colombo. Minuscole come le vite dei singoli, ma lucide testimoni, le targhe di Günther Demning costringono a chinarsi su di esse una per una, a riconoscere i luoghi a cui quelle vite furono strappate, a dare all'immensa strage tutti i suoi nomi. Questa, a San Servolo, dice della deportazione di 6 ricoverati ebrei dal manicomio sull'isola veneziana alla follia dei lager nazisti, con la complicità zelante dell'Italia fascista e monarchica delle leggi razziali. Dal 97 di cubi come questo l'artista berlinese ne ha collocati 50.000 in 18 paesi d'Europa con le sue mani. A Venezia sono già 15. Pietre di scandalo, di inciampo le chiama Demning. Uno studente in Germania mi ha detto che in queste pietre si inciampa con la testa e con il cuore. Fanno inciampare le coscienze nello sterminio, che trova sempre professionisti della rimozione pronti a negarlo. Così Comunità Ebraica di Venezia, Comune, Centro Tedesco di Studi Veneziani e Iveser, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, preparano la giornata della memoria. Il 27 gennaio 1945 soldati sovietici entravano ad Auschwitz. Una mostra racconta dei deportati di San Servolo. La propaganda alleva fanatici, quindi quello che noi possiamo fare sono piccole cose, le piccole dimensioni dei ricordi. Allievi dell'Accademia di Belle Arti assistono alla posa. Tocca anche a loro prendere in consegna la memoria nei giorni delle cronache di Francia, Siria, Nigeria. Ad Auschwitz, che sono andato a vederlo, la cosa che più mi ha turbato è proprio che tutti sapevano, e per riuscire secondo me ad abbattere la paura e prendere una posizione e parlarne.